Siamo questa sera al vernissage della mostra di Lamberto Melina, che resterà aperta in galleria fino al 30 di dicembre. È uno degli artisti del panorama pittorico contemporaneo a livello internazionale più conosciuto. Si tratta di dipinti di donne con una tecnica fantastica a livello di pittura, e si inserisce all'interno del calendario degli eventi organizzati dalla Galleria Zanini per questo fine anno 2018, per poi inaugurare nel 2019 i nuovi eventi. In concomitanza di questa mostra, domenica 2 di dicembre ci sarà l'altro appuntamento annuale che con la fine dell'anno generalmente organizziamo, che sarà dedicato al pittore mantovano Lanfranco. E entrambi gli eventi si inseriscono all'interno di un progetto di beneficenza che stiamo organizzando, per il quale abbiamo messo in palio, attraverso una lotteria, 2 opere pittoriche di altissimo valore: un'opera dell'Ottocento in pittura, una natura morta con cornice coeva, e un'opera contemporanea, una pittura del maestro Lanfranco, anch'esso personaggio legato a livello personale alla galleria e a livello pittorico e storico al paese, e il ricavato andrà alle famiglie bisognose del territorio attraverso San Benedetto Onlus. Con Extramundi, Lamberto Melina ci porta in una dimensione della pittura che supera la realtà. È un realismo iperrealista nel senso concettuale del termine, ovvero la pittura è così vicina alla realtà che potrebbe essere banalmente confusa con una fotografia. In realtà è una bellezza che trasfigura, che va oltre. Non sono modelli reali, sono immagini oniriche, immagini della psiche, immagini della mente dell'artista. L'artista ha una formazione molto profonda dal punto di vista filosofico, si è avvicinato alle filosofie orientali e ha questa dimensione del simbolo, archetipo. Le donne che lo caratterizzano, che vivono queste dimensioni pittoriche, non sono donne reali, sono donne che abitano una dimensione di una filosofia e di un mito che è senza tempo. In questo mondo qui, basato sulla superficialità delle interpretazioni del quotidiano, di riuscire a mediare valori altri è la finalità, è la missione che gli artisti devono avere. Se un artista oggi non riesce a trovare questo appiglio per andare oltre, in pratica è come se rimasticasse in continuazione la vecchia pop art, i vecchi modelli d'arte che ci arrivano da tutto il Novecento. Spesso nei dipinti di Melina si trovano degli elementi legati alla geometria, alla cabala, al cosmo. Sono dei simboli che raffigurano quella che è la realtà dal punto di vista concettuale. Quando vediamo una perla sappiamo che lui allude al mondo senza fine, all'eternità. Quando vediamo un cerchio sappiamo che sta parlando di circolarità del tempo e dello spazio. Quando vediamo l'acqua sappiamo che sta parlando di una fonte di vita. Ci fa capire che il mondo ha bisogno di una dimensione armonica. Il cosmo può essere davvero una dimensione di pace. In questo senso l'arte è qualcosa che educa lo spettatore e che lo porta in una dimensione di elevazione spirituale.